è la Serie B-Win. Allo stadio Romeo Menti di Vicenza si affrontano nel derby veneto i biancorossi e il Verona di Mandorlini. Vicenza che ha iniziato ripescata questo campionato, ma che ha già conquistato 5 punti nelle prime 3 giornate. 6 quelle del Verona, una delle grandi favorite per questo campionato. Inquadrato Malongà, che sarà uno dei grandi protagonisti di questa partita. Arbitra il signor Palazzino di Fiumicino. Subito Vicenza in avanti con Malongà, il controllo, il sinistro, e Rafael è pronto a bloccare il pallone. Rivediamo il lancio lungo e poi ecco Vicenza in vantaggio. Ancora Malongà, il controllo, si libera il destro e rete con Rafael che non può farci niente. Siamo al minuto numero 9. Malongà porta in vantaggio i padroni di casa del Vicenza. Rivediamo il controllo di Malongà che si libera e poi lascia partire un destro che Rafael può soltanto guardare mentre si va a spegnere in porta. Nessun dubbio sul controllo di Malongà. Ecco il suo destro. Vediamo la reazione del Verona. Perde una brutta palla il Vicenza al 14esimo con Misurà, che allora Caccia è lesto a mettere il pallone in rete. Daniele Caccia, 72esimo gol in Serie B per lui. Guardate la brutta palla persa per quanto riguarda il Vicenza, e poi Caccia che spara alle spalle di Pinsoglio. Ancora una volta Laner che va ad imbeccare Caccia per il gol del pareggio. 34esimo, Guizzo sul settore di destra da parte di Mustacchio che libera il destro. Rafael però si trova pronto alla presa. Ancora Vicenza, il cross dalla sinistra, Plasmati, e Rafael si va a superare alzando il pallone sopra la traversa. Grande occasione per Gianvito Plasmati, il cross di Gianni, Plasmati di testa e poi Rafael. Guardate che prontezza di riflessi. Ancora il Verona, minuti di recupero, il tiro e poi Caccia va a ribadire in rete e va a portare in vantaggio il Verona. Guardate Gomez, il tiro, Pinsoglio molto bravo a respingere il tiro, ma c'è Caccia pronto a ribadire in rete. Ancora il replay, Gomez di sinistro e poi Caccia che firma la sua doppietta personale. Passiamo con le immagini al secondo tempo. Vediamo il Vicenza che prova subito la sortita offensiva e c'è calcio di rigore con l'errore da parte di Maietta che atterra Martinelli dopo aver sbagliato lo stop a centro area. Guardiamo qui l'errore difensivo, va Pinardi e Rafael che controlla ma non riesce a bloccare il pallone. Davvero sfortunato il portiere del Verona. Rivediamo la battuta di Pinardi con il destro. Rafael riesce a controllare per poco il pallone con i piedi, pallone che si va a spegnere alle spalle del portiere del Verona e quindi pareggio del Vicenza su rigore. E poi ancora il Verona con Maietta che si va a far perdonare l'errore nell'azione precedente e mette in rete al 65esimo. È stato bravo ancora una volta Caccia, lo rivediamo, ad imbeccare Maietta per il gol del vantaggio. Non può farci nulla Pinsoglio. Reazione del Vicenza, cross dalla sinistra, colpo di testa di Semioli appena entrato, parata tranquilla di Rafael. Ancora un lancio lungo, non c'è tempo però perché il Verona festeggia la vittoria sul campo del Menti di Vicenza. Vicenza 2, Verona 3.